Amici di Sportisiri, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Partinico Audace, gara valida per il 30° turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Corre in avanti verso Mistretta, Pennisi ci mette il piede, poi ancora Pennisi, Pennisi può armare il destro, Calderaro, Calderaro calcia, pallone che termina docilmente tra le mani di Polizzi. Prima occasione. Caronia sul pallone. Posiziona la barriera al millimetro Crisafulli. Fischia il direttore di gara. Può partire Caronia. Caronia calcia. Pallone sulla traversa. Occasione per il Partinico. Gioca il numero 7. Prova a salire palla al piede. Mette dentro Iezzi. Prova a controllare come può. Ancora Iezzi. Iezzi calcia. Crisafulli in calcio d'angolo. Caronia sul pallone, si avvicina a Iezzi, ancora pallone verso il numero 10 messo al centro dove c'è Capitano Raimondi che di testa cerca l'altro lato, l'altro angolo, pallone che si spegne sul fondo. E ancora pallone di Trifilo, sbaglia il controllo Pizzo, pallone che torna da Trifilo che prova lo scavino, bravo Crisafulli. Poi il pallone che torna in avanti in zona mistretta. Di Giorgio la mette al centro a cercare Caronia, velo di testa. Poi ancora pallone a cercare Alfano, Alfano finta, Crisafulli! Ancora a dire no, che può calciare, viene murato dalla difesa delle Bagherie allora di Giorgio. Iezzi, Iezzi può calciare, lo fa, pallone che termina di pochissimo alto sopra la traversa, difesa da Crisafulli. Finta, pallone preso in tranquillità da Alfano. Poi sbaglia qua la giocata, Calderaro può calciare, Polizzi la fa sua. Accecato dal sole. Caronia la mette al centro proprio per Raimondi. Pallone che resta lì, Mistretta! C'è il gol ma è fuori gioco. Pallone calciato subito in avanti a cercare il movimento di Scozzari, 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 può calciare Scozzari! Il gol al 36esimo minuto di Scozzari e c'è la dedica dopo una settimana difficile per il numero 9 che ha perso la mamma. Gol dedicato a lei. E Bagheria che la sblocca al 36esimo minuto. Scozzari. Martignetti, Trifilo. Mettere il pallone in direzione Caronia, Mistretta, Pennisi allontana poi pallone che termina fuori ed è calcio d'angolo con Pennisi che chiede al direttore di gara un intervento. Gioca subito Caronia con Di Mercurio. Di Mercurio può calciare, pallone sul palo e poi sfortunato Pennisi, arriva il pareggio al 41esimo minuto nel posto sbagliato, al momento sbagliato, il numero 5 ed è il pari del Partinico Audace che risponde subito 1-1. E ancora da Di Giorgio che chiama il movimento di Iezzi, poi la cede ad Alfano, colpo di tacco di Iezzi, mistretta, largo da Di Mercurio che sfida Costa e Giglio, entrambi con le mani dietro la schiena, poi calcia Iezzi, pallone fuori di poco. Di Mercurio calcia, prova la soluzione estemporanea, il numero 3 che per poco non sorprende Crisafulli. Ballariano gioca con Calderaro, Mendola interviene, corre Di Giorgio che prova a far partire Mistretta, si sovrappone Iezzi, Iezzi entra in area di rigore, Iezzi, Iezzi la mette al centro, la cicca Caronia, però non è finita, pallone per Di Giorgio, Mistretta calcia, murato, e allora Mendola. Non si esaurisce qui l'azione offensiva del Partinico. Iezzi che sfida Florio. Pallone messo al centro. Non arriva per poco Grillo. Caronia, sempre sul pallone. È un appuntamento fisso. Pallone messo al centro da Di Mercurio. Raimondi cicca. Occasione
incredibile per il capitano. Si avvicina a Duli che riceve, lo presti esce per cercare di pressare. Iezzi, palla da Di Mercurio che calcia! Di Mercurio al 76esimo minuto trova la soluzione, il Partinico Audace segna Di Mercurio che nel primo tempo aveva dato il via a quello che poi è stato l'autogol di Pennisi. 2-1, il pallone per Pizzo, si sovrappone Abate, ancora Pizzo che ci pensa, poi pallone da Calderaro, il numero 10 la cede a Scozzari, trova il movimento, calcia Vetrano con deviazione della difesa del Partinico Audace, pallone in calcio d'angolo, 10 secondi al termine, Mendes la tiene lì, prova ad allontanare come può, si crea il capannello, fallo e dunque pallone che resta in zona offensiva e finirà lì e finisce qui. Bagheria sconfitto dal Partinico Audace, o meglio Partinico Audace che batte Bagheria 2-1.